Buon pomeriggio, bentrovati a Anteprima Corner. Ricominciamo la stagione, in realtà le nostre produzioni sono partite già ieri con diretta stadio, abbiamo seguito le vicende di Catania, Inter, Under 23. Da oggi cominciano anche le trasmissioni di approfondimento. Stasera poi saremo insieme a voi anche con Corner, venerdì ci sarà preview, ma avremo modo anche di parlare di questo. Intanto saluto e do il benvenuto e ben ritrovato ad Alessandro Vagliasindi che mi accompagna in questa striscia che fa da preludio poi alla trasmissione della sera. Buongiorno a tutti, bentrovati. Alessandro, allora direi di cominciare, se con la grafica in regia sono già pronti, con i risultati e la classifica. Certamente una classifica relativa, ancora diciamo la prima giornata non è neanche tutta al completo, ma ci sono state già delle prime sorprese. Questo è il quadro dei risultati: Bari Cavese 3-0, Giuliano Scafatese 3-3, Potenza 4-1 alla Casarano, poi Cerignola che ha battuto 3-1 il Cosenza, altro bel risultato, un po' a sorpresa, la Casertana che ha pareggiato 3-3 con il Barletta, Catania sconfitto in casa dall'Inter Under 23 per 2-1, il Piceno ha battuto il Savoia per 3-2. Stasera si giocano, e lo vedete in grafica, altre tre partite. Sono tre partite che chiuderanno il turno: Altamura Monopoli, prossimo avversario del Catania, Crotone Foggia e ancora Salernitana Sorrento. Tutte le gare sono in programma alle 21. Vediamo la classifica che si è determinata alla luce di questi risultati, che sono parziali chiaramente. Aspettiamo ovviamente la chiusura del primo turno. Il Potenza in testa con 3 punti assieme al Bari, al Cerignola, al Picerno e anche all'Inter Under 23. Le squadre che hanno pareggiato hanno un punto e sono Barletta, Casertana, Giuliano, Scafatese. Poi a 0 punti c'è l'Altamura, il Foggia, il Monopoli, la Salernitana, Sorrento, Savoia e Catania, così come anche il Cosenza, Casarano e la Cavese. Il Crotone parte da -6, una penalizzazione piuttosto pesante. Di questo, anche il Catania, di questo ne parleremo. Purtroppo tra qualche settimana avrà un segno meno in classifica. E vedremo di quanto sarà questo segno meno. Però Alessandro, vorrei subito diciamo fare un'analisi della partita di ieri, nel senso che siamo alla prima giornata e è difficile poter fare un'analisi, non dico definitiva, però un esame piuttosto approfondito. Ma va rilevato che questa squadra, anche nella partita di ieri, ha mostrato quelle che erano le difficoltà della Coppa Italia, le difficoltà viste anche contro il Vicenza, viste soprattutto a Parma nella fase difensiva. E lì in mezzo al campo forse il Catania ha bisogno di un po' di ordine. Beh, se pensi che l'anno scorso il primo gol in casa il Catania lo subì abbondantemente nel gioco di ritorno e ieri ne ha incassati 2, ci dà un attimo l'unità di misura di quel ciclo tecnico che avevamo detto dopo la partita di andata playoff ad Ascoli. Era un ciclo tecnico destinato a concludersi, al di là di Toscano, e evidentemente questo trapianto ad oggi risulta non efficace, perché i vecchi non si sono espressi bene, la maggior parte hanno fatto una partita più che scialba, e i nuovi hanno palesato delle evidentissime difficoltà, non soltanto in difesa, dove sicuramente le prestazioni individuali di Pagliai e di Perrotta fanno ampiamente rimpiangere Casasola, e possiamo dire Di Gennaro per la parte di stagione in cui giocò titolare nel Catania, ma anche insomma, gli esterni d'attacco non hanno dato quello sprint in più che si chiede a dei giocatori incastrati in un 4-3-3, dove la ricerca dell'1 contro 1, quindi riuscire a isolare l'esterno d'attacco per giocarsi l'1 contro 1 contro il difensore, ieri non lo abbiamo praticamente mai visto. Non abbiamo mai visto l'inserimento dell'esterno basso sulle combinazioni appunto con l'esterno d'attacco. Tutte circostanze che sono essenziali per una buona riuscita di un modulo 4-3-3, che è quello che sta portando avanti Emilio Longo. Ci sono sicuramente delle carenze d'organico evidentissime a centrocampo, perché il ritmo che ha dato in mezzo al campo il Catania è stato assolutamente inadeguato, un ritmo lentissimo,
con pochissime iniziative anche box to box, pochissima capacità di verticalizzare, mettere appunto l'attaccante nelle condizioni di battere con il viso davanti allo specchio della porta. Quindi è vero, è prima giornata, però è indubbio che ancora in chiave mercato c'è tanto lavoro da fare, in considerazione delle difficoltà finanziarie con cui si deve muovere chi sta operando sul mercato, perché, e facciamo un passo indietro, questa è una stagione nata storta perché ci sono delle problematiche finanziarie molto importanti di cui stasera daremo maggior ragguaglio specificatamente durante corner. Diciamo che torniamo a 2 anni fa, grosso modo, una peggio, situazione. Angelo, quindi peggio. diciamo che la situazione. Secondo me oggi è molto peggio di 2 anni fa. Allora, Alessandro, cerchiamo di andare con ordine. Io vorrei, restando sulla partita, sentire le impressioni di Longo, perché nella post gara ha detto alcune cose. È stato onesto, dobbiamo dirlo, questo va dato anche atto alla professionalità e al senso di responsabilità di Longo, che non ha cercato alibi, non ha messo le mani avanti. Mi piace anche il modo in cui parla direttamente dei singoli senza fare giri larghi, questo gli va riconosciuto. Indubbiamente la prestazione di ieri è anche colpa sua, su questo non ci sono dubbi. Sentiamo cosa ha detto Longo. Più che di delusione parlerei di una squadra lenta nel primo tempo, anche se io vorrei analizzarla con valutazioni oggettive. Non sono uno che né giustifica, ma cerca di analizzare. Per 32 minuti la squadra avversaria non aveva tirato in porta, noi avevamo fatto male, avevamo un palleggio lento, ma avevamo creato almeno 2 o 3 opportunità per cercare di concretizzarle e andare in vantaggio. Non mi è piaciuto una ulteriore marcatura a zona sull'angolo, è stato un gol facile per come lo intendo io. E lì lascia il rammarico che per 1 minuto, 2 minuti abbiamo lasciato un attimino far salire la delusione del gol subito e siamo andati fuori dalla gara. Allora, siamo andati fuori dalla gara, dice Longo. E a proposito del post gara di ieri, facciamo vedere anche ai nostri amici a casa delle immagini nostre, in esclusiva. Assolutamente, quando Longo si sofferma, noi lo aspettavamo per le interviste post gara, a parlare con il direttore sportivo. Che cosa si staranno dicendo, che cosa sono detti? C'è l'insoddisfazione per la prestazione dei singoli, probabilmente in alcuni ruoli, c'è forse la presa di coscienza che probabilmente le risorse che sono in questo momento tecniche a disposizione non sono quelle che magari ci si aspettava, e c'è forse la preoccupazione di non poter intervenire sul mercato per come si deve intervenire. Angelo, sono tutti dati inconfutabili che poi con la riprova della prima partita di campionato ovviamente vengono fuori e inducono i diretti protagonisti a fare questo tipo di valutazioni. È chiaro che magari, faccio così una mia supposizione, Longo abbia chiesto il difensore X, ma il difensore X da un punto di vista finanziario richiedeva un'operazione che il Catania non poteva sostenere, ed è arrivato il difensore Y, che non è quello che cercava l'allenatore, e quindi poi magari ci possono essere dei confronti come quello che stiamo vedendo, dove magari Varrà potrà sottolineare che questo è il momento in cui Varrà mette le mani in testa. Ecco, ti ripeto, incominciano a venire fuori determinate situazioni che un mercato condotto subendolo e non aggredendolo poi ti dà questo tipo di risposte in campo. Prova è, Angelo, ed è un fatto inconfutabile, che eccezione fatta per Flavio Russo, tutti i nuovi ieri non hanno assolutamente disputato una buona partita, anzi abbiamo parlato di Pagliai, abbiamo parlato di Perrotta, possiamo parlare di Liguori, che è stato assolutamente impalpabile, ed è evidente che poi la bontà di una scelta di mercato te la dà anche il campo. È chiaro che dopo 90 minuti non possiamo bocciare un calciomercato, dobbiamo dare ovviamente il tempo anche ai giocatori che sono arrivati più tardi,
e ne sono arrivati altri tipo Masciangelo che ieri era in panchina, tipo Di Marco che non era neanche convocato, Coda che verrà ufficializzato nelle prossime ore. Ci sono giocatori che ancora non hanno potuto lavorare a pieno regime per se stessi, perché sono giocatori reduci chiaramente da un periodo di inattività e soprattutto non hanno potuto lavorare con Longo per cercare di capire cosa chiede il tecnico a ciascuno di essi. Quindi oggi sì, dobbiamo fare delle analisi perché c'è una partita da esaminare, ma non possiamo neanche spostare in avanti queste valutazioni perché dobbiamo dare quel fisiologico mese di campionato per poi rivedere queste valutazioni magari alla quinta, alla sesta giornata. Alessandro, visto che ci siamo, continuiamo a parlare di questo tema, vale a dire il mercato del Catania, che è un mercato, come dicevi tu, che subito e necessita chiaramente per poter operare di altre operazioni, cioè per un'uscita corrisponde poi un ingresso per bilanciare, diciamo, per sistemare i conti. Per rientrare nel tetto di spesa che la proprietà australiana ha fissato quest'anno, cambiando in corsa quelle che erano invece delle proiezioni economiche completamente diverse, ma stasera permettimi però di osservare che non è la prima volta però che accade ciò. Con questa proporzione? Divergenza è un inedito per quello che riguarda il ciclo Pelligra a Catania, ma non è l'unico problema, Angelo, la riduzione del budget. Ripeto, stasera avremo una scheda su cui poi ci soffermeremo per capire tutte le criticità con cui è iniziata questa stagione, che dovranno necessariamente essere chiarite per dare anche una giusta dimensione a quella che può essere l'ambizione di una piazza che anche ieri ha risposto con 14.000 spettatori ad agosto per la prima di campionato, che ha risposto con un numero di abbonati assolutamente superiore a quelle che erano le previsioni e con gli applausi dei tifosi e le curve alla squadra nonostante la sconfitta. Più di questo non credo che si possa chiedere alla tifoseria catanese. Assolutamente no. Però non tutto è da buttare, abbiamo fatto prima cenno alla buona prestazione di Flavio Russo, che credo sia sicuramente un prospetto interessante, un ragazzo che è stato girato in prestito al Sassuolo, al Catania, è tornato al Catania da cui si era separato forzatamente a causa del fallimento del club nella stagione 2021 e che lascia intravedere delle ottime qualità, questo ragazzo che ha i colpi giusti, che potrà sicuramente dare un ottimo contributo in questa stagione al Catania. Allora sentiamolo, Flavio Russo. Sicuramente è stata una bellissima emozione, segnare qui a Catania per me era un sogno, però ovviamente passa in secondo piano perché era importante il risultato della squadra. Dovevamo avere un po' di cattiveria in più, però i principi del mister si vedono e lavoreremo in settimana per migliorare tutto. L'arrivo di Coda alzerà il livello della squadra e dell'attacco sicuramente perché il suo curriculum parla da solo, però noi possiamo solo che imparare da lui, apprendere in allenamento perché è un grande giocatore che ha fatto una grande carriera e quindi sgomiteremo in allenamento per cercarci il nostro spazio. Tornare a Catania è stata una scelta pura e di cuore, infatti dopo 2 anni non facilissimi avevo bisogno di ripartire, sicuramente Catania era la piazza che mi poteva dare più stimoli perché essendo tifoso per me è la prima scelta. Probabilmente servirebbero tanti Russo in questo Catania, nel senso che la voglia di mettersi in mostra, la voglia di riscattare magari qualche annata non andata bene e la voglia soprattutto di rispettare la maglia. Rispettare la maglia e di volersi affermare. Un po' quello che è mancato ieri alla squadra di Longo, che a un certo punto si è quasi seduta perché dopo 10 minuti, non dico che è sparita dal campo, ma nel primo tempo poi non si è vista più. C'è un tema, Angelo, su cui vorrei soffermarmi, la condizione atletica di questa squadra. È indubbio che aver scelto gioco forza, sempre per le problematiche finanziarie, di fare il ritiro, la prima parte del ritiro a Catania, al Massimino, con quelle temperature sahariane, non credo che sia un buon viatico per trovare
velocemente la migliore condizione atletica che è richiesta per un campionato così agonistico come quello di Serie C. Quindi su questo diciamo che c'è un errore di impaginazione che speriamo che non dia delle conseguenze ancora più negative con il proseguire del campionato. Flavio Russo, bella la dedica a Orazio Russo del suo gol, da un russo all'altro, evidentemente questo ragazzo sente molto la maglia, è tifoso del Catania, come lo è Simone Leonardi, come lo è Nicolò Catania. Ecco, in questa stagione che è partita in maniera assolutamente negativa sotto tanti punti di vista, mi piacerebbe che emergessero proprio queste figure di catanesi che possano effettivamente, oltre a dare il contributo, prendersi delle soddisfazioni personali con la maglia della loro squadra del cuore. Allora Alessandro, abbiamo detto che questa squadra ha necessità assolutamente di puntellare la difesa, abbiamo detto che in primis il centrocampo, stavo arrivando al centrocampo. Se dobbiamo stabilire delle priorità, certamente sicuramente il centrocampo, in mezzo al campo è, ma diciamo, la difesa è indubbio che abbia bisogno di correttivi. No, stavo dicendo che in questa situazione di metà campo c'è un giocatore che poi quando viene chiamato non si tira indietro, fa sempre la sua presenza, risponde sì, ci sono, prima in mezzo al campo, poi in difesa. Insomma, ieri Quaini in qualche modo ha dimostrato di l'unico che diciamo, ha mantenuto un livello di competitività adeguato rispetto ai vecchi dell'anno scorso, perché anche Cicerelli, che sì ha dato l'assist per il gol di Russo, ma mi aspetto sempre di più da Cicerelli, perché Cicerelli è un giocatore che deve determinare, non si può limitare a fare insomma la corsa sull'esterno, il rientro, il cross, deve determinare. Ma è un problema di posizione nel campo oppure è un problema? Dove finisce l'aspetto tattico inizia quello temperamentale. Io vorrei un Cicerelli più cattivo, ecco, da un punto di vista proprio dell'incidenza sulla performance della squadra. Torniamo a Quaini, sì. Torniamo a Quaini perché per quello che abbiamo visto, e poi stasera vedremo le pagelle diciamo nel complesso della squadra, risulta essere il top del match per anteprima corner. Sì, è perché, come giustamente sottolineavi tu, in tutte le posizioni del campo in cui lo abbiamo visto ieri orchestrare ha dato sicuramente un contributo ragguardevole. Anche nel finale è stato un argine importante per evitare la terza capitolazione in ripartenza dell'Inter. È un ragazzo su cui si può contare senza ombra di dubbio, è un 98, ormai è una bandiera diciamo, del Catania, perché è arrivato nella gestione Tabiani, quindi al primo anno di Serie C, diciamo, del nuovo Catania in Serie C lui c'è sempre stato, nel nuovo Catania. La curiosità è rappresentata dal fatto che alcuni giorni fa la Reggiana ha chiesto informazioni sul conto di Quaini. È una cosa che è rimasta lì, però ecco, non so se magari possa riprendere quota prima della chiusura del calciomercato. Abbiamo ancora qualche argomento da sviscerare. Sul mercato abbiamo detto stasera avremo un'ampia pagina. Diffusamente daremo appunto dettaglio di tutte le operazioni già definite, di quella che dovrebbe essere la rosa dei 23 a oggi 24 agosto e di quelli che potrebbero essere gli interventi in entrata, chiaramente che dipendono dalle eventuali uscite, perché ci sono dei giocatori in bilico che se dovessero lasciare la casacca rossa-azzurra aprirebbero lo slot per inserire in lista i giocatori di cui il Catania ha assoluta necessità in questo momento. Fermo restando che attendiamo ovviamente l'ufficialità di Coda, che ieri era allo stadio. Anche su Coda, Angelo, vi daremo insomma, un dettaglio su quello che è appunto il matrimonio che legherà Coda al Catania. Allora io però non voglio sapere e non voglio spoilerare nulla, ma stando così le cose in questa squadra, parliamo di numeri, quanti giocatori servono? A mio avviso servono 2 centrocampisti,
almeno un altro difensore centrale che può fare il titolare, risolvendo in primis la posizione di Di Gennaro, perché se Di Gennaro resta e sta bene non si discute, se Di Gennaro non resta o insomma ci vuole ancora un po' di tempo per vederlo in campo, e allora devi andare a prendere necessariamente un altro difensore che possa fare il titolare. E lì davanti in attacco secondo te il Catania No, è al completo? Allora, è al completo nella misura in cui rimangono quelli che attualmente sono a disposizione di Longo. Se Cicerelli dovesse partire, perché comunque anche su Cicerelli le voci del Pescara si sono un po' spente, perché comunque poi a Pescara è arrivato Michele D'Ausilio, c'è in ballo il rinnovo a cifre più basse di Cicerelli col Catania, ma se tutti questi incastri non dovessero completarsi è chiaro che Cicerelli rimarrebbe un nuovo mercato. Lo Spezia di Guido Angelozzi ha chiesto informazioni ed è un club che può spendere, quindi la questione di Cicerelli ancora la lasciamo aperta. Se non dovesse partire Cicerelli, io credo che il blocco offensivo del Catania tra esterni e attaccanti centrali sia più che sufficiente per fare la stagione. Prima di salutarci vorrei rivedere, se la regia è pronta, la classifica della prima giornata, in attesa che si giochino poi le partite chiaramente nel turno di serale, cioè il posticipo. Allora stiamo vedendo qual è la situazione. Bari, Potenza, Cerignola, Picerno e Inter Under 23 sono a punteggio pieno, ma ci sono sicuramente tante altre squadre che hanno in testa di insomma, vincere questo campionato. Allora, tolte le candidate ormai insomma, gettonate da tutti, Bari, Salernitana, mi piace la Casertana, mi piace il Monopoli se dovesse completare l'organico con l'arrivo di Patierno, il Potenza con Tisci al posto di De Giorgio non ha smarrito la propria identità, ha fatto un 4-1 sul Casarano che non è un risultato di poco conto, e poi ci possono essere le classiche sorprese tipo il Barletta che ha preso Partipilo, faccio un esempio, o una delle due campane neopromosse, Savoia o Scafatese, che sono squadre che mantengono comunque un'intelaiatura vincente al campione di Serie D, inseriscono magari delle pedine di categoria e hanno l'entusiasmo insomma, di un ritorno in Serie C dopo tanti anni. Quindi sarà una stagione come ogni anno in Serie C molto molto serrata, una lotta serrata. Il Catania al momento, per quello che è il mio giudizio, non ha i mezzi per competere per il primato. In maniera secca, Alessandro, il fatto che il Catania in questo primo segmento di campionato giocherà praticamente 8 partite, forse anche di più, nel giro di 30 giorni, grosso modo siamo lì, quanto può essere di aiuto o altrimenti è un handicap? Dipende dai risultati. Ricordiamoci anche la Coppa Italia. Certo, aver già perso in casa al debutto contro una squadra non tra le più forti del girone, quale l'Inter Under 23, è un brutto campanello d'allarme. Sei costretto a andare a Monopoli già con la pressione addosso, incontrare una squadra, come dicevo prima, che a mio avviso ha fatto un ottimo organico e lo sta per completare, quindi sarà una battaglia e ci vorrà un Catania con tempi e agonismo diverso rispetto a quelli che abbiamo visto ieri, quindi l'auspicio è che già da Monopoli ci sia subito una inversione di tendenza e rivedere magari il Catania che ha passato il turno a Vicenza in Coppa Italia, il Catania che ha battuto in amichevoli il Ravenna e il Catania che tutto sommato a Parma ha perso perché giocava contro la squadra di Serie A e che comunque il campo tutto sommato lo ha anche tenuto. La partita di ieri non te l'aspetti, è una prestazione davvero inattesa perché non c'erano le avvisaglie di una prestazione come quella che abbiamo visto ieri. Va bene, grazie allora Alessandro. Ci fermiamo qui ma restiamo in pausa, nel senso che svilupperemo tanti di questi temi che abbiamo affrontato in anteprima corner questa sera
a partire dalle 20:45, sempre su Telecolor con la versione estesa di Corner, e sviscereremo numeri, nomi e molto altro. Vi faremo vedere anche delle belle immagini. Chiaramente l'invito a restare con noi anche stasera poi a partire dalle 20:45. Ci vediamo più tardi. Grazie Alessandra, più Grazie tardi. a voi. Breve sosta per noi e poi subito dopo andremo a Palermo. Allora, eccoci, siamo di nuovo insieme per Anteprima Corner, è la prima stagionale. Adesso andiamo a Palermo, perché se il Catania ha steccato, diciamo così, la sua prima di campionato al Massimino, non è invece andata così a Palermo, dove la squadra di Inzaghi continua in un trend di crescita. Ha battuto, dopo aver superato il Lecce in Coppa Italia, ha battuto anche in campionato stavolta la Juve Stabia, e dunque un Palermo che forse probabilmente non sarà ancora al top, però promette cose importantissime per questo campionato, considerato il fatto che a breve si attende l'annuncio anche per l'arrivo di Perin. Buongiorno a Marco Gullà. Eccoci qua Angelo, buon pomeriggio a tutti. Dicevo che insomma il Palermo ormai ragiona anche su grandi nomi, perché Perin lascia la Juve per venire a Palermo con un contratto triennale. Altri giocatori hanno fatto questo tipo di scelta per abbracciare la causa Palermo. Guarda Angelo, è come se fosse un certificato di idoneità, insomma, per diventare grandi. Il Palermo ha fatto un mercato importante, un mercato altisonante, è stato poi etichettato anche da la regina, insomma, del campionato di Serie B per quello che ha fatto, insomma, in queste settimane. Ovvio che l'arrivo di Perin va a certificare tutto questo, un portiere che secondo me è tra i più sottovalutati della Serie A, poteva serenamente anche giocare Perin in una squadra di medio-alta classifica di massima serie. Vedo portieri che, insomma, anche stranieri, che non sono totalmente all'altezza della massima serie del campionato, e quindi Perin è stato spesso sottovalutato, ha fatto tanta panchina con la Juventus, poi è arrivato un momento in cui è arrivata questa offerta da parte del Palermo, da parte del City Group. Perin si è ovviamente interfacciato con il suo agente che gli ha consigliato ai 32 anni a questo punto fare l'altro anno di panchina, tra l'altro Perin è in scadenza nel 2027 con la Juve, fare un altro anno di panchina sicuramente non ti gioverebbe. Allora ha deciso di dare appunto la proposta del 1.9 circa all'anno, quindi un'offerta tra 1.9 e 2 all'anno, che consentirà appunto a Perin di essere, insomma, il nuovo portiere rosanero. A breve atteso l'annuncio ufficiale da parte del club di Viale del Fante. Angelo, c'era stata un po' di apprensione anche tra i tifosi, perché ieri Vicario, uscito qualche minuto prima del triplice fischio a Frosinone, sembrava che potesse aver rimediato un infortunio muscolare. Per fortuna del Palermo non era così, perché poi si sono rivelati soltanto dei crampi, e allora, insomma, lì poi c'è stato il semaforo verde all'operazione Perin Palermo. Bene, torniamo alla partita di ieri però, mentre vedevamo le immagini di allenamento del Palermo. Inzaghi non è sembrato soddisfatto al 100% della sua squadra, che non ha saputo di fatto chiudere la gara, perché poi è andata in vantaggio subito. Queste sono partite che il Palermo non avrebbe vinto, avrebbe pareggiato, perso. In effetti poi Palermo ha avuto anche l'occasione per raddoppiare con Ranocchia dopo il gol di Jonsen, nella ripresa ha avuto un'altra clamorosa occasione con Vavassori, però c'è stata una incredibile occasione per la Juve Stabia con un palo colpito interno che poi, insomma, per fortuna dei rosanero non è entrata. Sono partite difficili, gare come quelle di ieri ti fanno capire che la Serie B non la vinci soltanto perché hai Perin in porta o perché hai poi Ampallo lì davanti. Gare come quelle di ieri ti dimostrano, insomma, ti fanno capire che la Serie B è un campionato a parte, un campionato anche dove la prima in classifica può perdere con l'ultima della graduatoria, quindi i parametri non sono assolutamente idonei a quelli della Serie A, dove magari la prima
nel 90% dei casi batte sempre l'ultima o la penultima in classifica. In questo caso invece ci sono state delle difficoltà, ma siamo comunque ancora a posto. Ovvio che ha detto che è importante vincere, è importante portare a casa i 3 punti, però è ovvio che deve ancora oliare i meccanismi, ci sono delle alchimie tattiche da registrare, ci sono dei giocatori che in questo momento non sono al top, penso a Hernani che sicuramente non è ancora amalgamato molto bene agli schemi di Inzaghi. Io Hernani lo vedo più da centrocampista che da trequartista, oppure Strefezza che è entrato soltanto per 25 minuti circa e non ha mai saltato l'uomo, proprio perché ancora deve rodare, proprio perché ancora deve trovare quella condizione che gli permetta di essere al top. Ma in Serie B, ma così come anche in altri campionati, Serie C o Serie A, nessuna squadra in questo periodo di agosto o a cavallo con settembre sarà pronta al 100%. Allora, sentiamo cosa ha detto Inzaghi e dopo facciamo l'ultimo segmento tutto dedicato al mercato, un paio di minuti per il mercato del Palermo. Abbiamo già parlato in maniera abbondante di Perin, vedremo se ci sono altre cose e altre operazioni in cantiere. Vediamo e sentiamo Inzaghi. Siamo contenti, insomma, 2 partite in casa le abbiamo vinte, non abbiamo subito gol. Chiaro che è stata una partita complicata, avevo detto ieri che sarebbe stata sicuramente più difficile che con Lecce. Torniamo di nuovo in studio. Siamo contenti, insomma, 2 partite in casa le abbiamo vinte, non abbiamo subito gol. Chiaro che è stata una partita complicata, avevo detto ieri che sarebbe stata sicuramente più difficile che con Lecce. Si è rilevata tale, però insomma siamo contenti, abbiamo visto i risultati anche oggi. Il campionato di Serie B è complicato, è difficilissimo e oggi partire con i 3 punti deve essere un motivo per spingere sempre di più. Quel gol probabilmente ci ha fatto pensare che la partita fosse più facile di quella che poi si è rilevata, però insomma la squadra poteva fare il secondo gol. È chiaro che se non le chiudi poi alla fine abbiamo rischiato con quell'incrocio, però insomma, portiamo a casa i 3 punti, diamo continuità di risultati e pensiamo adesso ad Arezzo. Non è promossa, abbiamo visto il Vicenza, abbiamo visto l'Arezzo che è andato a vincere Avellino. Tutte le partite in Serie B sono complicate, noi cercheremo di prepararla al meglio. Queste sono le parole di Inzaghi e adesso invece ci concentriamo sul mercato del Palermo. Dopo Perin che cosa ci si deve aspettare? C'è questa trattativa ancora con il Cesena intavolata, con Brunori che potrebbe andare al Cesena proprio a Espendi, che ieri però ha segnato, ieri ha fatto una grande prestazione l'attaccante albanese contro la Sampdoria, che dovrebbe insomma arrivare in rosanero. Però attenzione, perché dopo la partita di ieri il Cesena sta un po' non cambiando le carte in tavola, però sicuramente ci sta pensando, perché Espendi è un attaccante che da almeno 10-15 gol a campionato. Se il Cesena dovesse privarsi di Spendi per poi insomma provare la scommessa a Brunori, è una strategia che in questo momento sta facendo riflettere il club romagnolo. Quindi se fino a qualche fase sembrava una trattativa in fase avanzata, in questo momento che c'è una pausa di riflessione sia del Palermo che del Cesena, che però continua a bussare anche alla porta del club rosanero per un altro centrocampista che è Blen, è fuori progetto, o si sta cercando in qualsiasi modo di trovare una sistemazione all'ex giocatore del Lecce, possiamo dire anche ormai ex giocatore del Palermo, perché se non dovesse trovare un'altra squadra Blen comunque resterebbe fuori rosa, sempre comunque a libro paga del Palermo. Però è ovvio che in questo momento, in questi ultimi giorni di mercato, Osti sta pensando più al fronte cessioni che a quello dell'entrata, anche perché con l'arrivo di Perin il mercato del Palermo in entrata è semi chiuso. Dico semi perché, Angelo? Perché comunque c'è un altro giocatore che non ha trovato tantissimo spazio e che vorrebbe delle garanzie, ed è Ledo Aron. Se Ledo Aron partisse, il Palermo dovrebbe trovare un'alternativa, un altro e in quel caso potrebbe essere appunto Spenda Cesena. Se l'Edo Aron però dovesse rimanere in rosanero, allora potrebbero saltare le altre operazioni di mercato e il Palermo in entrata rimanere così com'è. Quindi tutto è legato a queste 2 cessioni, soprattutto quella di Brunori, che ha qualche mal di pancia, non aveva gradito inizialmente la destinazione Cesena, poi si è fatto avanti alla Modena
insomma, il calciatore del Palermo, l'ex capitano del Palermo, in questo momento è in attesa di una sistemazione, anche perché ha rifiutato alcune destinazioni anche dalla Serie G. Si era fatta avanti il Bari per lui e lui ha detto no perché vuole rimanere in Serie B. L'ipotesi Cesena non lo convince tantissimo, gradirebbe più il Modena, che però fino adesso non ha fatto una richiesta concreta al Palermo. Bene, grazie allora a Marco Gullà per queste notizie anche da Palermo. Ci fermiamo Grazie a qui. voi. Grazie, un buon pomeriggio anche a te. Ci fermiamo qui. Grazie per essere rimasti con noi. L'appuntamento alle 20:45 sempre su Telecolor con Corner. Dunque avete sentito, focus mercato, numeri importanti che riguardano il budget a disposizione quest'anno per il Catania, ma non solo questo, tanto altro ancora nel corso della nostra trasmissione Corner. A tutti l'augurio di una buona giornata ancora e ci rivediamo con anteprima la prossima settimana, stasera invece con Corner alle 20:45.